buongiorno a tutti. Po' di tramontana non si ferma mai. Stiamo allestendo la prova sperimentale di fragola in coltivazione fuori suolo. Gli operatori stanno trapiantando o inserendo le piante in questi sacchi di fibra di cocco e perlite. In questa prova sperimentale andremo a comparare la produzione di due varietà, Malga e Florida Beauty, che sono due varietà rifiorenti, per testare quindi una innovazione tecnica quale può essere la coltivazione di fuorisuolo nella fragola con le rifiorenti, queste varietà che ci permettono di avere fragole per un lungo calendario di produzione, quindi un calendario di produzione, quindi di raccolta, che si estende da settembre fino a novembre, per poi fermarsi nel periodo invernale ovviamente e riprendere la fioritura e quindi la maturazione nel periodo che va da aprile fino anche giugno o luglio, se ovviamente si coltiva in maniera esatta, perfetta, adeguata alle esigenze della fragola. In questo caso oggi 16 luglio stiamo eseguendo questo trapianto. Vedete, gli operatori prendono la pianta a frigo conservata, la inseriscono con questo utensile, con questo strumento, nei fori già preformati da parte della ditta fornitrice di questi sacchetti di fibra di cocco e perlite. Viene quindi inserita la pianta ben alloggiata e poi questi sacchi verranno sostanzialmente inseriti nella serra già predisposta, dove è stato fatto un prato inerbito con un impianto aereo che a tempi predeterminati andrà a irrigare e aumentare l'umidità dell'umidità nella serra per facilitare l'attecchimento, l'affrancamento delle piante. Ovviamente con impianto di irrigazione con i gocciolatori che vedete in questo caso, verranno anche in questo caso inseriti dei tempi adeguati alla coltivazione della fragola per aumentare l'umidità nei sacchi e quindi agevolare l'attecchimento. Vi invito a vedere le prossime puntate con l'accrescimento delle piante, la fioritura e poi la maturazione dei frutti. Grazie, arrivederci.